Furgone travolge una 38enne in bici scaraventandola in un canale, la donna gravissima sotto shock, l'autista, il dramma a Treviso, strada ovest bloccata. L'abbiamo tirata fuori, l'ho tenuta tra le braccia finché non sono arrivati i sanitari, le drammatiche parole dell'uomo che per primo si è calato nel corso d'acqua per soccorrere la donna. A Villorba brutale aggressione ai danni di una giovane prostituta legata, avvolta in un lenzuolo e minacciata di morte, in manette un 44enne, l'uomo era uscito da poco dal carcere per un episodio simile. Femminicidio di Giada, dalla procura è arrivato il nulla osta per la sepoltura della giovane donna, il giorno dei funerali sarà lutto cittadino in comune, questa sera la fiaccolata dalla villetta di Vigonza. Il lupo già avvistato tra Maserada e Breda di Piave, visto anche a Spresiano. Sul sito del comune l'avviso del sindaco ai cittadini: tenete gli animali in casa, attenzione ai rifiuti e pronti a segnalare. Società di rugby trevigiana, stangata dalla Guardia di Finanza per 600.000 euro di fatture false, nel mirino gadget e servizi pubblicitari inesistenti. Meno 5 giorni al voto, ultimo appello degli industriali veneti alla politica in Europa, servono unità e le competenze migliori per contare di più. Si chiamano Gabriele e Leonardo, hanno 28 e 24 anni e sono i mastri ferrai più giovani d'Italia. I fratelli di Carbonera hanno rilevato l'azienda di famiglia, è una passione, dicono, che abbiamo fin da piccoli. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati, il telegiornale di Treviso. Allora, prima di iniziare con la cronaca da Treviso, il grave incidente in strada Ovest, vi diamo conto anche del gravissimo incidente sul lavoro. Abbiamo detto anche nel telegiornale del Veneto e di Venezia, un'ultima ora perché è successo nel tardo pomeriggio, davvero poco fa, a Galliera Veneta. Siamo in provincia di Padova, ma ai confini col Bassanese e con la Castellana, quindi con la Marca trevigiana. Si sa ancora poco, è successo in via Galilei, in una ditta che si occupa di ripristino di cisterne, e dalle prime informazioni risultano coinvolti 4 operai che sarebbero caduti o comunque bloccati all'interno della cisterna. 4 feriti, 2 in condizioni disperate e 2 probabilmente in condizioni meno gravi, ma davvero si sa ancora poco sulle condizioni dei 4 operai che appunto sarebbero bloccati, sarebbero caduti all'interno di una cisterna in questa ditta in via Galilei a Galliera Veneta. Sul posto stanno intervenendo e sono intervenuti i vigili del fuoco con diverse squadre da Padova e Castelfranco, i sanitari del 118 con ambulanze e 2 elicotteri da Padova e Treviso. Ci sono anche i carabinieri sul posto. Si sta recando anche la nostra Vanessa Banzatto con Alessandro Costacurta. Vi daremo quindi ulteriori aggiornamenti nel corso non solo di questa edizione del telegiornale, ma anche poi nel corso di Ring questa sera. Quindi cercheremo di farvi capire come stanno questi 4 operai, almeno 4 coinvolti in questo gravissimo purtroppo incidente stradale a Galliera Veneta. Adesso invece la cronaca del drammatico incidente avvenuto lungo strada Ovest in Viale della Repubblica a Treviso nel pomeriggio. Travolta da un furgone mentre in bici sta percorrendo la pista ciclabile in strada Ovest, una donna di 38 anni trevigiana è ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale di Treviso. L'incidente nel primo pomeriggio a qualche decina di metri dall'incrocio con via Pisa all'altezza del ponticello sul Botteniga. Il furgone fuori controllo è finito sulla pista ciclabile, ha travolto la giovane ed ha proseguito la corsa buttando giù il parapetto e finendo nel canale. In un primo momento nessuno si è accorto che oltre al mezzo anche la donna era stata trascinata in acqua. Scioccante la scena che si è presentata agli occhi del primo soccorritore, che racconta i drammatici istanti con la voce rotta dalla commozione. Ho sentito il botto e ho visto il camioncino decollare e andare giù di taglio sull'acqua. Ho parcheggiato la macchina per andare a soccorrere, ho detto quello del camioncino. Non pensavo, quando ero sopra il camioncino per cercare di soccorrere, ho visto il corpo della ragazza, ho gridato subito c'è qualcuno, cosa, è arrivato anche un altro ragazzo, mi ha dato la mano, l'abbiamo tirata fuori, tenuta tra le braccia finché non sono arrivati i soccorsi. Mentre il conducente del furgone è stato aiutato ad uscire dal mezzo finito nel corso d'acqua, in attesa dell'arrivo dei sanitari del 118, i passanti hanno cominciato le manovre rianimatorie sulla giovane. È arrivata una ragazza bravissima della Civis che gli ha fatto il massaggio cardiaco,
insomma quei minuti lì è arrivato il 118, i pompieri e le ambulanze e l'hanno portata. Io spero solo che ce la faccia, che sia servito a qualcosa, povera. Il furgone fuori controllo è passato giusto in mezzo tra un albero ed un paracarro, pochi centimetri che avrebbero potuto evitare il dramma. Solo pensate che è passato tra l'albero e quello lì, che bastava che c'entrasse o il paletto o l'albero, non sarebbe successo niente. La 38enne, che vive poco lontano dal luogo dell'incidente, è ora ricoverata al Cafoncello, dove sta lottando per la vita. È sotto shock, probabilmente è stato colto da un malore, così i colleghi del giovane alla guida del furgone che ha travolto la donna. Ora sono in corso le indagini da parte della polizia locale per accertare la dinamica e la responsabilità di questo incidente. Inevitabili le pesanti ripercussioni sul traffico. È stato portato all'ospedale anche lui sotto shock, non parlava, non diceva niente. Fisicamente pare stia bene, però altro non si sa. Anche noi adesso dobbiamo raggiungere in ospedale. I colleghi dell'autista 22enne del furgone non sanno capacitarsi di quanto sia accaduto. Ancora non si sa perché il giovane, che lavora per una ditta nel settore energetico, abbia perso improvvisamente il controllo mentre procedeva in strada ovest verso l'Estiore, seguito da un altro mezzo aziendale. Qualcuno ipotizza il malore. Era come svenuto, ha perso i sensi e non si è reso conto di uscire fuori strada ed ha preso appunto il lato destro della strada, uscendo dalla carreggiata e andando nel fiume, e ha preso dentro una ragazza. Saranno ora le indagini ad accertare le cause e l'esatta dinamica dell'incidente. Sul posto le pattuglie della polizia locale di Treviso e di vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza strada e ponticello danneggiati dall'impatto. I pompieri hanno anche a lungo scandagliato il canale per recuperare la bici della donna, dall'esame della quale potrebbero arrivare importanti dettagli. Viale della Repubblica è stato chiuso al traffico per quasi 3 ore in attesa dei rilievi e dell'intervento dei vigili del fuoco, con pesanti ripercussioni anche sul traffico cittadino. Molte le persone che sono scese in strada a vedere cosa fosse accaduto. Le sirene dei pompieri, dell'ambulanza e basta. Perché io abito di là, non sono sulla strada e quindi non sapevo che cosa fosse accaduto. Cioè un incidente sì, ma non quanto tanto grave. E intanto è caccia alla pirata della strada che ha travolto sabato notte un ciclista, anche in questo caso a Spresiano. Le ore sono contate a quanto pare per questa pirata. Sono state passate al setaccio le telecamere di videosorveglianza della zona. I carabinieri hanno ricostruito l'incidente avvenuto nella notte tra sabato e domenica in via Tiepolo, nei pressi della discoteca Odissea. Un ciclista è stato travolto da una vettura. L'automobilista, invece di fermarsi per prestare soccorso, è fuggito, lasciando l'uomo, un 47enne di Volpago del Montello, a terra. L'incidente è stato visto anche da alcuni passanti che hanno fornito delle indicazioni ai militari dell'Arma. Il cerchio si sta stringendo attorno al pirata della strada. Il ciclista, che ha riportato alcune ferite, è riuscito ad alzarsi da solo e a raggiungere il parcheggio della discoteca, dove è stato assistito dai sanitari dell'ambulanza che si trovava in zona. E intanto, a proposito di incidenti e di ciclisti, la FIAB, Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, attacca le normative previste dal nuovo codice della strada che entrerà in vigore entro l'estate. È un codice della strage perché di fatto aumenterà il numero delle vittime, in quanto è assolutamente antiscientifico l'approccio deciso dal Ministro, che non ha voluto vedere le evidenze. Non piacciono a chi non guida l'automobile le nuove modifiche al codice della strada che entrerà in vigore entro l'estate. Non basta il ritiro della patente per chi guida con il telefono, ubriaco, drogato, e per chi abbandona gli animali in strada, e nemmeno la stretta sui monopattini. La Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta attacca la tolleranza sulla potenza delle auto che potranno guidare i neopatentati e soprattutto il mancato intervento per ridurre drasticamente la velocità sulle strade. Ci sono fior di studi scientifici che dimostrano che la velocità è la prima causa degli incidenti e invece con queste norme volute dal Ministro sembra quasi che si dia il contentino agli automobilisti che spingono sul pedale dell'acceleratore. I numeri sono circa 3.000 morti, più di 3.000
morti all'anno. La Marca invece nel 2023 ha contato circa 60 morti e ben 2.500 feriti sulle strade, numeri intollerabili per FIAB, che sottoscrive l'appello delle associazioni che si occupano di mobilità attiva e sostenibile, rivolto a Governo e Senato, di riscrivere il testo del codice della strada, coinvolgendo tra le altre anche le associazioni delle vittime. Noi sappiamo che non si tratta di dire le multe servono per fare cassa, si tratta di ribaltare il punto di vista e di capire quali sono effettivamente i costi sociali di questo numero altissimo di incidenti, che non dimentichiamo, gli incidenti sono molto spesso in ambito urbano e molto spesso chi ci va di mezzo sono gli utenti vulnerabili. C'è un trend in crescita proprio tra i ciclisti e tra i bambini. Vi ricordo l'ultima ora con cui abbiamo aperto questo telegiornale, cioè il grave incidente sul lavoro a Galliera Veneta nel Padovano, a poca distanza dai confini con la Marca trevigiana. 4 operai bloccati o caduti all'interno di una cisterna. Il bilancio appunto sarebbe di 2 persone ferite di media gravità e altre 2 invece in condizioni disperate di questi operai. Secondo i primi riscontri stavano lavorando all'interno di un silos quando qualcosa evidentemente non è andato per il verso giusto, e appunto sul posto ci sono i vigili del fuoco, gli elicotteri del SUEM anche da Treviso e i carabinieri. Cercheremo di tenervi aggiornati su questo gravissimo incidente sul lavoro. Adesso invece la brutale aggressione subita da una giovane prostituta a Villorba. Non solo è stata aggredita e rapinata, ma anche minacciata di morte da un aggressore a quanto pare seriale. Legata con un nastro, avvolta in un lenzuolo, in mano l'aggressore aveva un accendino che ha acceso. Ti brucio viva. La vittima è una 24enne prostituta albanese che, terrorizzata, è riuscita a divincolarsi e fuggire tra i campi. Ha raggiunto una strada più vicina, più trafficata, ed è stata soccorsa da alcuni passanti che hanno chiamato il 112 e quindi siamo intervenuti per il soccorso insieme al personale sanitario. Stremata, scalza, con i vestiti strappati e sotto shock, ha riportato alcune lesioni, ma la ferita più difficile da guarire sarà il terrore che ha vissuto in quei drammatici momenti. Il grave episodio è accaduto in via Roma, a Villorba. L'uomo, 44 anni di Comoli, si è avvicinato con l'auto con la scusa di volere una prestazione sessuale. L'ha fatta salire e poi si è diretto verso via Trieste, in una zona appartata. Qui è scattata la trappola. Le ha legato le mani con il nastro isolante e poi l'ha letteralmente fasciata con un lenzuolo che le copriva il volto e metà del busto. Le ha immobilizzato le braccia stringendole un laccio all'altezza della vita e le ha applicato del nastro adesivo all'altezza della bocca per impedirle di urlare e chiedere aiuto. Voleva i soldi, voleva rapinarla. Le ha portato via la borsa con 350 euro, il cellulare e i documenti personali. Immediate le indagini che hanno portato in 2 mesi a identificare e arrestare il 44enne. L'uomo recidivo era uscito dal carcere a gennaio, dove aveva scontato 5 anni per un episodio analogo. Aveva aggredito una prostituta in zona Preganziol. Insomma, un aggressore seriale gravato da numerosi precedenti come rapina aggravata, lesioni e violenza sessuale. Indagini complicate perché la vittima aveva solo fornito l'indicazione dell'auto utilizzata, una punto rossa. L'attività investigativa che la stazione carabinieri di Villorba ha svolto è passata attraverso il setaccio delle telecamere che ci sono in quella zona e in quel territorio, e attraverso le varie telecamere che fortunatamente garantiscono e concorrono nella sicurezza del territorio, sono riusciti a individuare il frame, il passaggio di una macchina, una punto rossa appunto, che è risultato utile ancorché non si leggesse la targa. Poi gli accertamenti hanno portato a individuare l'auto dell'aggressore nei pressi di un esercizio commerciale, accertando come la stessa fosse intestata alla madre dell'indagato. Il 44enne aveva premeditato l'aggressione, in auto aveva tutto, nastro e lenzuolo. L'arresto è avvenuto a Silea, a casa di un'amica. I carabinieri hanno dovuto far intervenire i vigili del fuoco perché si era barricato dentro e non voleva uscire. Poi le trattative lo hanno portato a desistere, ora in carcere a Treviso con l'accusa di rapina pluriaggravata. Abbiamo raccontato nelle scorse settimane, c'è un lupo che si aggira nella zona del Piave tra Breda, Maserada e Salettuol, arrivando anche vicino alle case. È stato avvistato negli scorsi giorni anche a Spresiano. Il sindaco ha avvisato i cittadini con un comunicato direttamente nel sito del comune. Non lasciare fuori rifiuto organico che possa attirare la fauna selvatica e quindi anche il lupo, e tenere anche i propri animali al guinzaglio e possibilmente non tenerli fuori alla notte
per evitare incontri. E poi soprattutto, se ci si dovesse trovare di fronte al lupo, si chiede di non interagire con lo stesso né tantomeno di seguirlo. Il lupo è in paese, il sindaco prende provvedimenti. Diramato un avviso ai cittadini con indicazioni dettagliate su come comportarsi in caso di avvistamento e per prevenire la sua visita nei cortili delle case. È un avviso che oggi abbiamo pubblicato un po' dappertutto, abbiamo cercato di pubblicizzare in maniera corposa. Perché sono stato contattato dalla dottoressa Miori della provincia, che aveva interagito con gli enti sovraordinati preposti della regione, e quindi abbiamo emanato questo avviso. Il lupo vaga infatti ormai da qualche settimana per le strade di Macerata, Salettuolo e Bredda di Piave, un po' smarrito dato l'habitat inconsueto, zoppo e dolorante. Non è escluso che sia un giovane in dispersione che probabilmente ha lasciato il branco ed ha risalito il Piave, dove tra frasche e boscaglia può trovare prede e riparo. Immortalato a più riprese, postato sui social network dai cittadini, il sindaco invita piuttosto a segnalare la sua presenza per poter circoscrivere la zona nella quale si muove e poterlo portare così nel suo habitat. Se doveste avvistare il lupo, mi raccomando, niente filmati, niente video, niente foto, ma subito chiamare il numero del CRAS oppure il 112 per i carabinieri della Forestale. Come abbiamo fatto in questi giorni, apriamo una finestra sui due eventi drammatici che hanno segnato anche la Marca, appunto, per la loro tragicità. Andiamo sul Natisone Premariacco, in provincia di Udine, un'altra giornata di ricerche per cercare il corpo di Christian dopo aver trovato i corpi delle due ragazze finiti nel Natisone. L'auto dei ragazzi con cui sono arrivati da Udine è ancora parcheggiata, come vedete, all'altezza dell'area di sosta. Dopo il recupero della giornata di domenica dei corpi delle due ragazze, proseguono a Premariacco le ricerche del terzo giovane disperso, Christian Casian Molnar. Complesse le operazioni anche per l'aumento del livello dell'acqua del Natisone. Eccolo il maltempo che torna a condizionare e parecchio le operazioni di ricerca, a rallentare il lavoro della squadra di soccorso. Ecco le condizioni delle acque del fiume Natisone all'altezza qui della Forra, del Ponte Romano, e poi già vedere che rispetto a ieri, mentre ieri erano più placide, diciamo, verde, smeraldo e via dicendo, oggi, causa la pioggia che è avvenuta nel corso della notte, come potete vedere l'acqua è più torbida. Sul raggio d'azione di 7 km a valle dell'ultimo avvistamento sono al lavoro oltre 50 vigili del fuoco a terra, in acqua e dall'alto con elicottero e droni, mentre una comunità intera e non solo una famiglia trattiene il respiro. Proseguono le ricerche, sono stati messi in campo tutti i vigili del fuoco, la protezione civile, la polizia locale, eccetera. Ci sono i droni che stanno utilizzando sia della polizia locale, della protezione civile, dei vigili. Come potete vedere è arrivato anche l'elicottero dei vigili del fuoco da Venezia, l'elicottero Drago. Ci sono i mezzi dei vigili del fuoco perché si sta battendo a palmo, stanno tra poco i tecnici del soccorso alpino, speleo alpino fluviale scenderanno lungo la sponda per iniziare di nuovo la battuta verso valle, e nella speranza, come detto, di riuscire a ritrovare il ragazzo attualmente disperso. La situazione resta in bilico nonostante la doppia mazzata dei ritrovamenti delle salme riconosciute in un momento straziante dai genitori all'obitorio di Premariacco e poi trasportata all'ospedale di Udine, come riferito dai nostri inviati già nel tardo pomeriggio di domenica. Ora ci si concentra su ritrovare Christian per togliere il peso dalle spalle della famiglia, anche se ormai il tempo trascorso è talmente tanto che è difficile, se non impossibile, pensare positivo. E poi c'è l'altro grande fatto drammatico di queste settimane, il femminicidio di Vigonza. Questa sera a Ring non solo vi daremo l'aggiornamento sul grave incidente sul lavoro a Galliera Veneta, ma anche sulla fiaccolata che è prevista dalle 8:30 a Vigonza per ricordare Giada, una fiaccolata che seguirà la nostra Chiara Gagliani, gli ultimi aggiornamenti. Siamo sul cavalcavia di via Prati, lungo la 4, da dove mercoledì notte è stata lanciata sull'autostrada Giada Zanolla dal compagno Andrea Favero. I segni pietosi dell'affetto di tante persone.
mazzi di rose, degli orsetti, dei peluche, anche una candela con Sant'Antonio e poi fiori, girasoli, alcuni appassiti come questi che erano stati posti dalla vicina di casa di Giada Zanola. Tutto il dolore di una comunità sarà espresso tra poco alle 20:30 dall'obelisco che si trova a ridosso dell'abitazione dove Giada Zanola viveva con il compagno Andrea Favero ed il figlio di 3 anni. Partirà una fiaccolata, 400 le fiaccole che sono state acquistate, ma sicuramente saranno forse di più le persone che parteciperanno per esprimere il loro dolore. Una fiaccolata voluta dai cittadini, chiesta al sindaco Gianmaria Boscaro, che sarà presente con il parroco di Vigonza, don Alessandro Spiezia. Sono attesi anche i familiari di Giada Zanola, forse non il papà Gino, che ha avuto una lunga conversazione con il sindaco Boscaro qualche giorno fa, in cui ha espresso il ringraziamento per la vicinanza della comunità alla sua famiglia. Forse ci saranno i fratelli di Giada, Daniel e Federica. Noi saremo qui a seguirla. Nel frattempo vi lasciamo al servizio realizzato dalla collega Valentina Visentin sul punto delle indagini, perché su questa vicenda terribile ci sono ancora tanti punti da chiarire. Ci sono due versioni che cambiano a poca distanza una dall'altra. Andrea Favero e i poliziotti della stradale della squadra mobile che la notte del 29 maggio lo hanno messo alle strette mostrandogli le immagini della sua auto ripresa sul cavalcavia Prati, ammette di essere salito sul gradone rosso del cavalcavia, di aver afferrato Giada Zanola per le ginocchia e di averla sollevata e gettata. Ammissioni parziali registrate nel verbale di fermo. Pochi minuti dopo, sempre quella notte, davanti al pubblico ministero Giorgio Falcone, il 38enne camionista racconta di un vuoto di memoria. I suoi ricordi si fermano quando ha fatto salire in auto la compagna, dopo che lei, a suo dire, era uscita di casa a piedi in piena notte a seguito dell'ennesimo litigio. Due versioni diverse, ma il giudice per le indagini preliminari, Laura Alcaro, in base a quelle prime dichiarazioni fatte davanti ai poliziotti, ha emesso la misura custodia cautelare in carcere dopo l'interrogatorio di garanzia, dove Favero si è avvalso della facoltà di non rispondere. Ma per provare che Giada Zanola fosse viva, morta o stordita da farmaci nel momento in cui è stata gettata dal cavalcavia, serviranno gli esiti dei test tossicologici attesi tra un mese. Oggi intanto si svolgerà un altro esame, quello della pesatura del corpo, che servirà a comprendere se Andrea Favero fosse in grado di sollevare la donna e per osservare anche lo stato delle ecchimosi. Giada Zanola, poche settimane prima di morire, aveva confessato ad un'amica di aver paura che il compagno la avvelenasse. I rapporti tra i due erano sempre più tesi e con frequenti episodi di violenza. La 33enne infatti aveva anche mandato foto di botte e lividi sul suo corpo. Lei voleva iniziare una nuova vita con un nuovo compagno, un nuovo lavoro. Lui temeva che lei non gli facesse più vedere il figlio di 3 anni. Pochi istanti di pubblicità, poi ripartiremo dalla cronaca. Rieccoci in diretta ai telegiornali di Treviso. Allora siamo in grado di collegarci con la nostra Vanessa Banzato, che insieme a Alessandro Costacurta hanno raggiunto l'azienda di Galliera Veneta dove si è verificato questo gravissimo incidente sul lavoro. Vanessa, ti vedo pronta, grazie per essere arrivata così velocemente sul posto. Allora noi sappiamo 4 operai bloccati, caduti in una cisterna, è così? È così, Nicola, buonasera. 4 operai che sono caduti nella cisterna dell'SMV, che è praticamente un'azienda che si occupa di sistemare le cisterne dei vari camion, di pulire, sistemare e aggiustare le cisterne. È ancora tutto da capire cosa possa essere successo. Fatto sta che almeno dalle prime indiscrezioni pare che all'interno della cisterna siano finite 3 persone. All'interno c'era del bitume, che emanava dei gas che dannosi, pericolosi anche da ispirare, e a un certo punto uno degli operai ha visto insomma i colleghi che erano dentro questa cisterna, ha cercato di dare l'allarme, è stato però appunto preso da questi fumi, non è più riuscito a respirare, è finito anche questa 4ª persona all'interno della cisterna. Si è accorto di quello che stava succedendo uno degli operai di un'azienda vicino, che ha subito dato un
una mano. Intanto è scattato l'allerta, è scattato l'allarme, sono intervenuti i vigili del fuoco, sono intervenuti i carabinieri, Spisal, ambulanze, 2 elicotteri, 2 sono feriti in maniera molto grave, soprattutto si diceva, oltre a ferite che possono avere riportato a seguito della caduta all'interno della cisterna, ancora ripeto da capire il motivo, anche e soprattutto per i gas che sono stati respirati dalle 4 persone. Tra le 4 persone è emerso che sembra ci sia anche il titolare della CSV, è ancora tutto da capire, però insomma le condizioni di 2 di questi 4 operai sono molto gravi, altri 2 sono feriti in maniera seria, non sono comunque in pericolo di vita, le condizioni peggiori sono per 2 di loro. Una decina di operai che sono dipendenti dell'azienda di Galliera Veneta, siamo in via Galilei, in piena zona industriale di Galliera. Adesso, come vedete, c'è lo spiegamento di forze dell'ordine, i vigili del fuoco stanno dando il cambio, vedremo, cercheremo di capire, Nicola, gli sviluppi anche di questa vicenda, cercheremo di capire con le condizioni soprattutto e come possa essere successo quello che anche nel nostro Veneto è l'ennesimo incidente sul lavoro, con esito grave almeno per 2 dei 4 dipendenti che sono stati coinvolti in questo infortunio nel tardo pomeriggio di oggi. Insomma, si parla delle 18, potrebbe essere avvenuto tutto. Nicola, per il momento è tutto. Io intanto ti ricevo la linea se non hai altre domande. No, grazie, sei stata chiarissima. Dunque ci confermi 4 persone, 2 in condizioni disperate, 2 in media gravità. Grazie davvero. Ovviamente i prossimi aggiornamenti su Ring e su Focus, ovviamente con le nostre trasmissioni, su Ring con Christian Arboit, per capire se ci sono testimonianze su quanto accaduto. Torniamo con la cronaca a Treviso, con un'indagine della Guardia di Finanza. Nel mirino è finita una società di rugby trevigiana. A seguito di una segnalazione da parte di un reparto della Guardia di Finanza della Lombardia, abbiamo sottoposto a verifica una società sportiva trevigiana, scoprendo che tra il 2015 e il 2018 ha contabilizzato fatture per operazioni inesistenti per 600.000 euro. Le indagini sono scaturite da segnalazioni su 2 società di Milano note per aver emesso fatture false a diversi enti in Italia e parte di un sistema di frode ben organizzato. Gli accertamenti hanno confermato le ipotesi, l'inchiesta è proseguita dalla Lombardia alla Marca. È qui che gli accertamenti concentrati in un club di rugby della provincia di Treviso hanno confermato che la società aveva registrato fatture false per un totale di 600.000 euro tra il 2015 e il 2018. Le fatture incriminate includevano voci generiche come servizi pubblicitari e fornitura di gadget, tra cui zaini, felpe, magliette e cappellini personalizzati, ma anche ombrelli, asciugamani, giubbotti e accappatoi, ma senza alcuna prova concreta delle transazioni. Dopo la verifica fiscale, la società sportiva ha deciso di aderire agli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate di Treviso, versando l'importo di 275.000 euro comprensivo di sanzioni e interessi. Questo caso di fatture false rappresenta un monito per tutte le aziende e i professionisti che operano nel settore finanziario. La frode fiscale non rimarrà impunita e le conseguenze possono essere gravi sia dal punto di vista finanziario che legale. L'evasione fiscale non paga. Se questa società sportiva trevigiana avesse evitato di contabilizzare queste false fatture, avrebbe certamente evitato di sobbarcarsi i costi aggiuntivi relativi a sanzioni e interessi, nonché riguardanti anche le spese legali. La politica adesso, io vi ricordo il sondaggio, eccolo qui, 5 giorni al voto, vi sentite, europei, di elezioni europee, hanno parlato oggi anche gli industriali, il leader di Confindustria Veneto Est che si trovava a Rovigo per parlare dell'idrovia, per il sistema delle idrovie del Veneto, un appello forte alla politica. Avevano già richiamato all'ordine la politica
Ora, a pochi giorni dal voto delle europee, gli industriali del Veneto mettono sul piatto questioni concrete. Chi fa impresa ricorda che Bruxelles è più importante forse di Roma. A sottolinearlo oggi dall'interporto di Rovigo per presentare l'asta navigabile dell'Alto Adriatico Milano-Venezia Leopoldo Destro, presidente di Confindustria Veneto Est, ora delegato nazionale ai trasporti e alla logistica. Il primo e assoluto tema è la centralità del sistema manifatturiero del paese, del sistema dell'industria del paese e dell'Europa, che deve essere al centro di una politica industriale vera per fare in modo che il nostro territorio, la nostra Europa rimanga competitiva di fronte alle grandi sfide che abbiamo davanti e di fronte a grandi potenze Cina e Stati Uniti che continuano comunque a progredire in maniera inesorabile. Competitivi, e per esserlo serve essere uniti. È indubbio che oltre alla competenza ci vorrà volontà di lavorare insieme. L'Europa deve essere unita, torno a dire, di fronte a grandi potenze che avanzano in maniera inesorabile. Abbiamo bisogno di essere uniti, di fare accadere le cose. Meno ideologia, più fronte comune per tracciare linee di sviluppo e soprattutto per contare. A monte serve un paese con una visione forte, continua Destro, da allacciare alla rete europea. Noi vorremmo sicuramente prediligere le competenze e persone che ci vadano a rappresentare in Europa con competenze serie e forti sui temi contingenti e sui temi del futuro del nostro paese. E intanto, a pochi giorni dal voto, Forza Italia rimarca per una volta di più la differenza con la Lega, e sullo sfondo c'è la bufera provocata dalle parole del leghista Borghi sulle dimissioni, la richiesta di dimissioni di Mattarella. Chi è in difficoltà sbaglia, e chi è in difficoltà fa delle liste con persone stravaganti tipo Vannacci, che non c'entra nulla con l'autonomia, con la Lega e neanche con la politica, e neanche penso con la civiltà e l'educazione, e chi è in difficoltà attacca in modo sgangherato il Presidente della Repubblica in un momento e con una motivazione che non esiste. Le parole del salviniano Claudio Borghi, che ha chiesto le dimissioni del presidente Mattarella dopo il suo riferimento alla sovranità europea, servono a Flavio Tosi per marcare la differenza proprio con l'alleato leghista, di fatto il vero competitor alle urne per un partito, Forza Italia, che stavolta sembra scommettere nel sorpasso sul carroccio. Una crescita costante, lenta, che è meglio, perché piuttosto che avere, come abbiamo visto ultimamente, grandi ascese, grandi discese, meglio un partito che in maniera costante e continua guadagna elettori. Qualunque sarà il risultato finale, Tosi esclude la possibilità di richiedere i rimpasti in giunta regionale. L'obiettivo semmai è nel medio-lungo periodo e si chiama presidenza, altro che assessorati. Questo voto è decisivo anche per chi governerà la regione del Veneto. Non essendoci, perché ormai l'ha ammesso anche Salvini, il terzo mandato, perché non ci sarà, e quindi la partita è fra Lega e Fratelli, fra Forza Italia e Fratelli. Ma per arrivare a Venezia si passa per Bruxelles, dove a sentire Tosi non si può prescindere dal dialogo con gli altri grandi paesi fondatori. L'Europa, uno può piacere o non piacere, è da migliorare, sì è da migliorare, ma non è da smontare. C'è chi diceva che bisogna uscire dall'euro, che l'Europa è il nemico. L'Italia, se uscisse dall'euro, sarebbe finita. Siamo il paese con rapporto debito-PIL, insieme alla Grecia, il peggiore d'Europa. Altro esempio qua vicino, il Brennero, abbiamo l'Austria e il Tirolo che fermano i tir italiani. Se ci fosse un'unica Europa, non è che, per dire, è come se firmassero i tir tra la Lombardia e il Veneto. Non può essere e non deve succedere neanche in Europa. Lasciamo la politica, torniamo alle vostre segnalazioni. Buche, crepe, rattoppi sommari del manto stradale. A Conegliano i cittadini di alcune zone esasperati per lo stato di alcune appunto vie della città. Ha visto cosa c'è? Aspetta, là, cosa c'è là? Guarda che buco che c'è là, là. Una vergogna lì. Ancora io vado a piedi, ma se andassi in bicicletta non so. È una vergogna ogni modo. Cittadini esasperati, quelli residenti nella parte est di Conegliano per lo stato del manto stradale. Buche, crepe e rattoppi che lamentano i residenti hanno reso le vie ancora più dissestate e quindi poco sicure per chi le percorre in bicicletta, monopattino, ma anche per la tenuta delle auto stesse.
Chiedono interventi i cittadini che non vedono un serio ripristino delle vie dal 2015, quando numerose strade cittadine erano state messe a nuovo per il passaggio della Triveneta Alpina, senza però interessare le vie oggi più accidentate: via Leonardo da Vinci, via Antonio Carpenè, via Calpena e via Lancieri di Firenze. Strade che sono di transito per chi arriva o torna da Vittorio Veneto e Tarso. A preoccupare però sono anche altri tratti secondari della città, come la rampa di accesso alla scuola elementare dell'infanzia di via Zandonai. È molto importante risistemare questa via qua perché ci sono 3 bambini con la sedia a rotelle ed è giusto sistemarla al più presto perché sono mesi adesso e non va bene. Hanno assolutamente ragione, infatti rientrano nel piano delle asfaltature che a causa del maltempo inizierà un po' in ritardo, ma insomma dal 6 giugno saremo fuori con l'impresa ad asfaltare e quelle sono alcune strade che avevamo già preso in considerazione e verranno asfaltate, per cui entro fine giugno questi manti di copertura di via Calpena e di via Leonardo da Vinci saranno riportati a nuovo. Questa è dunque la promessa del sindaco di Conegliano, una bella storia che viene da Carbonera. Gabriele e Leonardo hanno 28 e 24 anni, sono i mastri ferrai più giovani d'Italia, sono fratelli, a Carbonera hanno rilevato l'azienda di famiglia e dicono la nostra è una passione fin da bambini. Conosciamoli. Noi rappresentiamo la terza generazione di mastri ferrai. Gabriele e Leonardo Vazzoler, di 28 e 24 anni, sono i 2 fabbri più giovani d'Italia. Questi 2 fratelli possiedono e gestiscono con dedizione l'attività di famiglia nella bottega che hanno rilevato dal padre Maurizio a Carbonera. La loro storia è un esempio di passione, tradizione e impegno. Oggi, con determinazione e competenza, da 3 anni sono alla guida dell'attività dopo aver concluso i loro studi. Abbiamo iniziato pulendo l'azienda, dando una mano ai dipendenti, a mio papà, e piano piano abbiamo iniziato a imparare le varie tecniche. La passione per la lavorazione del ferro li ha uniti. Con abilità e creatività trasformano il metallo in opere d'arte, dai cancelli alle ringhiere, dai lampadari alle sculture. La loro abilità nel modellare il ferro è un dono che hanno coltivato con passione e dedizione. In un mondo sempre più tecnologico, Gabriele e Leonardo ci ricordano l'importanza di preservare le antiche arti e mestieri. Sperano di espandere la loro realtà, ma non solo. Di coinvolgere altri giovani nella nostra età e soprattutto creare una sorta di comunicazione con altre aziende, di collaborazioni per creare nuove idee, nuovi prodotti. Di far sì che il ferro battuto torni in voga, inizi a piacere sempre di più, un po' come una volta. E stiamo infatti lavorando molto su questo aspetto, cercando di trovare forme più minimali, più esili, più pulite, adatte anche alla contemporaneità. Custodi di un'arte millenaria, la loro storia dimostra che la passione e l'impegno possono trasformare un mestiere in una vera e propria vocazione. Il padre, poco lontano, li osserva. Lei li guarda con tanto affetto e orgoglio. Sì, molto. E sto qua a cercare di coordinarli e di insegnargli quello che posso, più possibile che posso insegnargli. Emozionato? Sì, molto. Complimenti a questi ragazzi, a questa famiglia. Adesso noi andiamo nel Bellunese. Apriamo con la 60ª assemblea dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Il futuro punta su giovani, turismo delle radici e soprattutto lotta allo spopolamento. L'attiva partecipazione dei giovani bellunesi residenti all'estero, la riscoperta del territorio bellunese attraverso il turismo delle radici, la lotta allo spopolamento rendendo attraente la provincia di Belluno e i discendenti bellunesi. Sono questi i temi principali della 60ª assemblea annuale dell'Associazione Bellunesi nel Mondo, che si è tenuta sabato a Belluno con un focus particolare sull'urgenza di riportare nel nostro paese le professionalità degli oriundi. Per far questo bisogna avere delle associazioni di categoria che ti forniscono i numeri. Quante professioni mancano, che profili mancano, in modo che noi possiamo attivare tutta la nostra rete. Un percorso avviato con la Confcommercio Nazionale e le associazioni degli italiani nel mondo che si riconoscono nell'UNAIE. L'accordo sarà sottoscritto a breve a Roma. Bisogna fare la stessa cosa con gli industriali e con gli artigiani, o comunque con quelli che ci stanno. Stiamo già discutendo con Dolomiti Bus per la ricerca di autisti e stiamo già discutendo con singole aziende, singole ditte. È un campo talmente enorme
che potrebbe darci molte soddisfazioni e ridurre lo spopolamento. Un tema, quello della mancanza di lavoratori nel bellunese, messo in primo piano anche nella relazione del presidente ABM Oscar De Bona. Non abbiamo la bacchetta magica e non possiamo prevedere il futuro, ha affermato De Bona, ma ci sono esempi concreti che dimostrano come i nostri discendenti abbiano la voglia di riscoprire la terra natia e tornare a viverci. Il bilancio dell'associazione è sano, pur se dolente il tasto del drastico taglio di contributi da parte della Regione Veneto, e per questo De Bona ha auspicato che l'associazionismo torni ad essere rispettato e considerato. Sabato è stata anche giornata di elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, 27 i candidati per 21 posti nel direttivo. Aspettiamo venerdì lo spoglio delle schede e poi in base anche a quello avremo delle indicazioni su chi andrà a governare come esecutivo e come direttivo il nuovo periodo per l'Associazione Bellunesi del Mondo. La politica, le elezioni, prosegue il nostro viaggio a Sedico per la presentazione dei candidati a sindaco. Questa sera conosciamo Gioia Sacchet, che si presenta agli elettori, sostenuta dalla lista Sedico con Gioia. Sono candidata a sindaco di Sedico perché penso che con l'esperienza maturata negli ultimi 10 anni e con l'energia e l'entusiasmo di una squadra che comunque ha tantissime competenze dentro di sé, era venuto il momento per mettersi in gioco in prima persona. 34 anni, già vice sindaca e assessora, Gioia Sacchet ha scelto di rompere con la maggioranza di centrosinistra, di proseguire il suo cammino con una propria lista, Sedico con Gioia. Di se stessa dice di essere appassionata del proprio territorio e della comunità. In Essilor Luxottica, Gioia Sacchet si occupa di sicurezza comportamentale e relativa formazione. Di che cosa ha bisogno Sedico? Sedico ha già tantissimo, ma secondo me ha bisogno soprattutto di ritrovare un senso di comunità e di riuscire a mitigare anche quello che le grosse aziende fortunatamente ci portano. Quindi sappiamo che abbiamo delle criticità collegate alla viabilità, collegate al traffico soprattutto in alcuni orari e anche alla correlata gestione dei servizi. Denominatore della campagna elettorale di Gioia Sacchet è la sostenibilità estesa a tutte le azioni di governo e nei relativi piani e programmi da attuare che, se sarà eletta, intraprenderà con la sua squadra. L'appello per il voto dell'8 e 9 giugno. Sedico con Gioia, quindi non soltanto a me ma a tutta la squadra, è il futuro, nel senso che noi siamo delle persone competenti, energiche, piene di voglia di fare e di mettersi in gioco. Io in questi 10 anni penso di aver dato dimostrazione della mia disponibilità, dell'attenzione alle persone e al territorio e ho riscontrato in ciascuno dei candidati che hanno deciso di intraprendere questo percorso con me gli stessi valori. Non mi resta che salutarvi e grazie per averci seguito. Arrivederci.